Bene, auguri anche a mo, buona giornata della Paz. E mi è venuto in mente, parlando del Paz, e come sa che quest'anno ho avuto una poesia che da quasi 40 anni, del 2022, questo che fa del 82, anche se però più si avanti come data, però diciamo, possiamo dire che siamo nel 40esimo. L'era dedicata al mio nonno Ambrogio, nominato Cavaliere di Vittorio Veneto, come tutti coloro che avevano partecipato alla Prima Guerra Mondiale, nel 1968 in occasione del cinquantennale della conclusione della guerra. Chi aveva combattuto venne insignito di questa onorificenza. E appunto cavaliere di questa guerra, ma io ricordandomelo da bambino che mi portava, più che da cavaliere faceva da cavallo, perché mi portava prima a Pepe in Spaletta, portava a fare girette, e qui io cito una località, la Batiloca, che è quella località di Paderno sulla Comasina, per andare verso Bollate, e da Dugnan veniva a Toemaca mia, faceva i giri, una volta lì Gardumai, Praga, risente, e lo ricordo appunto per questa caratteristica di starmi vicino, di farmi, come lo chiamo io, da cavaliere della pace. Ecco, questi giovani, questi ragazzi costretti a fare le guerre, sia la prima che la seconda guerra mondiale, per delle decisioni sciagurate, poi sono stati quelli che hanno ricostruito l'Italia e lottando per la resistenza, lottando per una nuova Italia, facendo in modo che abbiamo una Costituzione repubblicana adesso, che entrò in vigore tra l'altro proprio il 1° gennaio 1948. Ecco, così vi ricorda la pace che mi dava il mio nonno, una pace così appunto da familiare. Dicevo nel video precedente, la pace che gli uomini possono costruire rinunciando alle guerre, certamente, la pace che i credenti chiedono da Dio. Per un bambino la pace sono le figure più vicine. E il mio nonno questa, poi l'ho pubblicata nella mia raccolta dei primi 50 des enfants. E il mio nonno, cavaliere della guerra del Desdot, quante volte me portava alla Batiloca a Spas, sempre pe in delandada, venindre sempre in bras. E se mi cominciavi a piangere, a fare belot, mi contava su una storia, mi quietava con un bas, e per me diventava cavaliere della paz. Tanti auguri a mo', a presto, ciao a tutti.